Benvenuti alla spiegazione ed esecuzione del nostro penultimo brano della raccolta, e quindi andiamo a leggere Smoke Gets in Your Eyes, e quindi apriamo il repertorio del pianista moderno, i grandi successi internazionali, volume primo, a pagina 28. E allora questo brano è anche conosciuto col nome in italiano Fumo degli occhi. Osserviamo allora: pentagramma, chiave di violino mano destra, chiave di basso mano sinistra. Non ci sono alterazioni in chiave, e allora tonalità Do maggiore oppure la sua relativa minore, La minore. Prima nota del tema Do, fa parte sia di Do maggiore che di La minore come accordo. Ultima nota del tema Do, insomma questo già è abbastanza indicativo. Ultimo accordo Do Mi Sol a sinistra, che è l'accordo di Do maggiore, e anche il primo accordo, le prime 4 crome dell'inizio sono Do, Mi, Sol, Do, accordi di Do maggiore, ma comunque cerchiamo l'eventuale sensibile di La minore, quindi la settima nota della scala di La, che è Sol. Vediamo se è diesis per creare la sensibile. E allora vediamo il penultimo Sol del tema, anzi l'ultimo Sol del tema, che sarebbe poi la terz'ultima nota. Il Sol c'è, insomma l'ultimo Sol è naturale e quindi è Do maggiore, scala di Do maggiore, tonalità di Do maggiore. Andiamo a leggere le note. Tempo 4 quarti, con le prove conteremo 1, 2, 3 e 4. Note, allora, primo rigo, Do, Si, Re, Do, La. Seconda battuta, Fa, Mi, Sol, Fa, Re. Terza battuta, Do, Do. Quarta battuta, Do, Re, Do, Sol, diesis, La e Si per l'inizio del secondo rigo. Contiamo, 1, 2, 3 e 4, 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 1. A tempo, 1, 2, 3 e 4, 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 1. Mano sinistra, note. Do, Mi, Sol, Do, Re diesis, Fa diesis, La, Do. Seconda battuta, Re, Fa, La, Do, Sol, Re, Fa, Si, Do, Mi, Sol, Do, Sol diesis, Do, Sol, Mi. Quarta battuta, Fa, La, Do, Mi, Re diesis, Fa diesis, La, Do, Mi. Tutte crome, quindi col conto una su ogni sillaba. 1, 2, o meglio, no, più che sillaba, su ogni frazione di movimento. Allora, 1, 2, 3 e 4, 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 1. Io chiaramente sono subito andato a tempo perché sono tutte figure uguali, invece nella destra c'erano minime e crome, quindi mi sono prima visto i vari valori, però qua sono tutte crome, allora ho fatto già a tempo. Andiamo a vedere insieme. E allora, 1, 2, 3 e 4, 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 1. Andiamo al secondo rigo. Note mano destra, Si, La, Sol, La, Do, Sol. Seconda battuta, La, Sol, poi Mi terza battuta, Re quarta battuta e poi Do di nuovo. Quindi anche qua il tema rispetta la metrica delle 4 battute o 8 chiaramente. Dopo 8 battute c'è una ripetizione tematica. Allora contiamo 1, 2, 3 e 4, 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 1. Andrò a tempo dopo insieme alla sinistra. Adesso vediamo le note della mano sinistra. E allora, secondo rigo, Mi, Sol, Si, Re, La, Do, Mi, La, Re, Fa, La, Do, Sol, Re, Fa, Si, Mi, poi insieme Sol diesis e Re, Si, croma,
poi insieme Sol e Do diesis, semiminima, La semiminima, Re, poi insieme Fa diesis e Do, La, seconda croma, poi Fa e Si, terza semiminima e ultima semiminima Sol per chiudere sul Do. E queste due battute già si capisce che andranno studiate un po' da sole. E allora, contiamo mano sinistra. 1, 2, 3 e 4. 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 1. Qua ho rallentato un pochino perché è il punto un po' più impiccioso. Attenzione alla diteggiatura, facciamo proprio terza e quarta battuta. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1. Ok, mani unite, contiamo. 1, 2, 3 e 4. 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 Vediamo adesso tutte e due i ridi più a tempo. 1, 2, 3 e 4. 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 Adesso mi è scivolato un po' il dito su questa posizione, me la voglio ripetere. Allora, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quindi dove avete qualche piccolo problema andate a ripetere. Facciamo un po' più spedito. 1, ecco, e quindi vediamo che inizia a scorrere, vedete la diteggiatura è importante, crescendo, diminuendo. Vediamo di sottolineare qualche altra cosa. Ecco, aspettiamo l'ultima battuta della prima pagina. Abbiamo anche qua la sinistra con due voci, quindi le note sono Mi Sol, però il Mi è una minima che va tenuta, mentre si suona il Do con il pollice. Poi abbiamo Mi bemolle e Re bemolle, mentre si tiene il Mi bemolle poi si suona il Sol, quindi da tenere le note che sono più in basso. Attenzione adesso alla seconda pagina, perché abbiamo qualcosa di nuovo che non ho ancora nemmeno affrontato nel livello base del manuale di pianoforte e tastiera, perché abbiamo un gruppo irregolare. Alla seconda battuta del primo rigo, ultimo movimento, abbiamo 3 crome dove si vede chiaramente ce ne dovrebbero essere 2. Infatti contiamo questa battuta, la seconda. Abbiamo Do e Mi, 2 crome e fa il primo movimento. Poi abbiamo una semiminima Sol che fa il secondo movimento. Questo Sol è legato a una croma più un'altra croma Sol e Fa che fanno il terzo movimento. Quarto movimento mancherebbero 2 crome e invece ce ne sono 3. Infatti vedete che sotto abbiamo anche questa tratteggiatura con quel 3 scritto vicino che indica appunto una terzina, cioè dice attenzione, questo è un gruppo irregolare, al posto di 2 crome ce ne dovete suonare 3. Quindi in effetti ognuna di queste crome in proporzione alle crome del tempo sono leggermente di minor valore. Come fare a suonarle? Come fare a suonare queste note irregolari, questo gruppetto di note irregolari?
E allora, in pratica, noi abbiamo il tempo che scorre in questa maniera, no? Abbiamo sentito 1, 2, quindi l'accento principale è questo, è 1, 2, 3, 4. Ora, siccome noi abbiamo le crome, noi contiamo 1, 2, 3 e 4. Ora che cosa succede? Che in realtà io ho suonato 2 crome su ogni accento, quindi potrei anche contare dicendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cioè 4 volte 1, 2, 1, 2. Un po' come abbiamo fatto con il tempo composto, contando 4 volte fino a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vi ricordate il pezzo Can't Help Falling in Love che era 12 ottavi e quindi ho contato 1, 2, 3, 1, 2, 4 volte fino a 3. Bene, queste terzine sono proprio la particolarità di questo gruppo, cioè noi dobbiamo contare in quel punto su un accento dove inseriamo 2, dobbiamo inserire 3, quindi diventa così. Io conto per 3 movimenti in 2 parti, sull'ultimo conto in 3, però senza avere variazioni di velocità, e quindi sarà 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, che poi veniva ad essere 1, 2 e 3 e 1, 2, 3, 1. Quindi il quarto movimento lo conto come fosse un tempo composto, quindi 1, 2, 3, 1, però deve rimanere nell'accento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Vediamo con le note, quindi sarà, stiamo parlando sempre seconda battuta, primo rigo, do, mi, sol, poi c'è un sol legato, fa, ecco la terzina, mi, fa, la, mi. Quindi io farò 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Se voi preferite possiamo fare 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1. Quindi riportate 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Quindi diventa 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1. Perché il beat deve rimanere sempre quello. Facciamo insieme alla sinistra. Le note sono La, Mi, bemolle. E La bemolle, Mi bemolle. A proposito, un cambio di tonalità. Vedete, alla fine della prima pagina abbiamo 4 bemolli, quindi c'è una modulazione. 4 bemolli sono la tonalità La bemolle maggiore. Allora, La bemolle, Mi bemolle, Sol, La bemolle, Do, Fa. Su questo Fa abbiamo la terzina. Quindi diventa 1, 2, 3 e 1, 3, 1, 2, 3 e 4. Quindi attenzione al tempo, quindi sarà 1, 2, 3 e 1, 3, 1, 2. Quindi da 1, 2, 3, 1, 2 e si ripassa subito, quindi 3 e 1, 2, 3, 1, 2, ho contato il terzo movimento, il quarto con la terzina e poi il primo dopo. Quindi è 3 e 1, 2, 3, 1, 2 e riprendete, quindi magari se mettete un metronomo che vi aiuta a rimanere regolari sarà meglio. Altri punti particolari non ce ne sono e quindi passerei senz'altro all'esecuzione totale.